La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Galline nel fienile, gli ingredienti per questa nuova puntata dei Segreti del Cuoco noi li prendiamo direttamente dal produttore. Che ricetta ci preparate oggi e quale ingrediente ci serve? La ricetta che proponiamo oggi all'agriturismo Bacchile Bertola sono le formagelle, che ora andiamo a prendere l'essenziale prodotto per fare le formagelle, che è l'uovo. C'è il ciclo completo in questa puntata dei Segreti del Cuoco, ora le uova a chi vanno? Ora con le nostre uova andiamo da mamma Pina che ci prepara le formagelle. Come abbiamo visto, Massimiliano ha preso le uova e ora Pina ci mostra gli ingredienti. Farina di semola, sempre di capelli, e l'acqua, sale e lo strutto. Questo per la sfoglia. Per fare la sfoglia. Sì. Abbiamo visto gli ingredienti per la sfoglia, ora vediamo quelli per il ripieno, a partire dalle uova ovviamente, che ha già raccolto suo figlio. Quindi c'è mezzo chilo di ricotta, che è sempre la nostra ricotta, e 3-4 cucchiai di zucchero, 2 uova, lo zafferano a piacere, 2 aranci e 2 limoni. Abbiamo visto gli ingredienti per la nostra ricetta, tra questi anche lo zafferano, produzione propria anche in questo caso. Sì, lo zafferano, che per noi è una coltura nuova, l'abbiamo inserita in azienda da circa 2 anni, e appunto queste poche piantine che possiamo vedere ha dato una produzione un po' misera, dai 30 ai 40 grammi, che però per noi è anche sufficiente per le nostre formagelle, o poi per chi ha altri gusti può essere usato per tanti altri piatti tipici. Voi producete davvero tutto? Diciamo tutto e non tutto, il 99%. Ecco l'impasto per le formagelle pronto. Sì, mezzo chilo di farina, adesso la lavoro. E ora si prepara il ripieno. Un passo per la formaggine, ci butto lo zucchero, adesso ci metto un po' di zafferano, l'arancio, e il limone. Torniamo ora sulla sfoglia dove viene sistemato il ripieno. Sì, la sfoglia è pronta. Adesso ci metto un cucchiaio Abbondante. sì, ben pieno. Adesso si chiudono. Pronto per mettere al forno. Massimiliano ha raccolto le uova, Pina ha preparato i spardulas e Mario cosa fa? Mario sta preparando il forno per mettere a cucinare sia il pane che le formaggine. Adesso Pina si mettono in forno. Sì, adesso prendo la teglia e lo metto a infornare. Al forno ci deve restare almeno un'ora, forno a legna. Dopo un'ora sono pronte. Dopo un'ora le fardole sono pronte. Sono pronto per mangiare quando si sfreddano un po'.
E ora Pina una spolverata di zucchero a Spolverata velo. di zucchero a velo, dopo che sono sfreddate e sono pronte per mangiare.